spazio all'ospite perché è tornato a trovarci Andrea Bergamo. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. In qualità di scrittore, chi è Andrea Bergamo? Lo dico io, un bancario in primis, con la passione per la musica, poi con la passione per le favole, con la passione anche, come dire, la passione per raccontare la vita nella maniera più diretta e sincera che ci sia. Esattamente. In arte sei il canaglia, no? Perché anche questa passione per l'identità veneta, la lingua, il vernacolo, sì. Infatti hai fatto una trasmissione su Radio Padova con Alvaro Gradella e Nino Carollo, se non sbaglio, dove insomma ci insegnavate a parlare dialetto, a spiegarci i misteri di questa lingua. Adesso ti riproponi in versione scrittore perché hai scritto Occasioni da favola. Sai, racconti, sì, sono racconti, sono favole, ma favole che ti arrivano dritte allo stomaco, perché... Sì, nel senso buono. Nel senso buono del termine. No, che ti rimangono... No, nel senso buono del termine, insomma, ma non a caso, appunto, raccontaci i racconti di queste 6 favole. I racconti di Occasioni da favola traggono spunto dall'esperienza mia e delle persone che mi circondano. Esperienza maturata nel girare per il Veneto, maturata nelle trasmissioni che ho fatto, raccolta, condensata e lavorata per cercare di confezionare qualcosa che possa essere piacevole, che comunque dia un significato di fondo. Hanno come tema conduttore le occasioni che cambiano la vita, non inteso come occasioni da cogliere al volo, ma dall'aspetto che ci sono fatti che una persona voglia o no cambiano la situazione e le direzioni che una persona magari si era proposto, a prescindere dalla propria capacità di saperle cogliere o meno. Però non sono occasioni occasionali, perdonami, perché hai delle riflessioni di carattere religioso, tra la religione occidentale e quella orientale. Tra la sapienza più che altro. Ecco, poi fai delle riflessioni di carattere politico, ci sono delle riflessioni anche sulla vita e sulla morte, insomma affronti sul passato, il presente e il futuro, il rapporto con i media e anche, insomma, sono tematiche, ci sveli qualcosa? Tra le tematiche che mi piacciono di più riguardo ad esempio il primo racconto, l'incontro tra la sapienza occidentale e quella orientale, è un luogo comune, è ritenere che i sapienti siano gli orientali. Proprio facendo le trasmissioni che facevo con Nino Carollo e Alvaro Gradella, mi rendo conto invece che tanti significati che si attribuiscono alla sapienza orientale si ritrovano in maniera molto più condensata nella sapienza nostrana. Ad esempio il Buddha che dice quando devi disturbare il silenzio domandati se quello che devi dire ha significato, ha senso del suo disturbo, se fa male a qualcuno, se produce quello. In Veneto semplicemente prima di parlare tasi. E quindi... Le tue favole sono spunti di riflessione, mi ricordano molto Esopo e Fedro. Tu potresti identificarti con questi favolisti di un'epoca che con la favola poi alla fine davano degli insegnamenti sulla vita? Per commentarla alla nostrana, Massa Grazia Sant'Antonio, insomma, cioè, onorato onestamente non vado neanche a pensare a determinati paragoni. Sono racconti molto istintivi, nel senso che non vado tanto a cercare l'elaborazione o il tecnicismo, punto più alla comunicazione diretta, cercando di far anche riflettere su determinate tematiche che sono sempre d'attualità, l'ambiente, il rapporto con il diverso, il rapporto con le persone che ci circondano, con cui viviamo accanto. La tua favola più bella che vorresti diventasse realtà? Hai 20 secondi per rispondere. La favola più bella che vorrei che diventasse realtà è proprio l'ultima, quella del cambiamento, del modo di vivere la società, sia dal punto di vista della politica ma anche del cittadino. Ringrazio Andrea Bergamo, vi consiglio Occasioni da favola, il canaglia è il suo nome d'arte, ringrazio voi per averci seguito anche in questa edizione, torniamo in diretta alle 17:50, grazie e buon pomeriggio.